Buongiorno da Mattia e da Melissa, benvenuti al TG H2O. Oggi parleremo dell'inquinamento del lago di Garda. Diamo la linea a Sofia che insieme a 3 ragazzi ci parlerà di questo problema. Buongiorno da Sofia. Oggi andremo ad intervistare 3 ragazzi della classe quinta C che hanno vissuto esperienze attraverso le quali possiamo capire che le persone non si interessano della salute del lago di Garda. Il primo ragazzo che oggi sarà con noi è Andrea. Presentati. Mi chiamo Andrea e ho 10 anni. Raccontaci la tua esperienza. Un giorno d'estate del 2012 stavo girando in bicicletta a fianco a un hotel e ho visto una signora, mi sembrava tedesca, uscire con una borsa piena di roba. Ha passeggiato per un po', poi è tornando indietro, ha rovesciato tutto quello che aveva dentro, buttando una per una tante bottigliette di plastica nel lago. Grazie e buona giornata. Il secondo ragazzo che oggi sarà con noi si chiama Pietro Marco. Presentati e di quello che hai vissuto. Sono Pietro Marco e ho 10 anni. Ho vissuto una bruttissima giornata. Ero andato al lago a fare una passeggiata e ho visto questo gabbiano intrappolato in un sacchetto di plastica. Volevo andare a salvare e per fortuna sono riuscito a salvarlo. Grazie tante e buona giornata. La terza ed ultima persona che oggi sarà con noi è Sara. Presentati pure e raccontaci. Salve, sono Sara. L'estate scorsa sull'isolotto di Peschiera del Garda, mentre mi stavo tuffando, mi sono accorta di un'enorme macchia di carburante. Questo mi ha rattristato molto perché l'inquinamento sta rovinando il lago. Grazie, e dalla scuola è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Sofia, ora diamo la linea a Nicolas che è insieme a un paio di esperti di energia solare. Siamo qui con i 2 esperti di barche a energia solare. Qual è la prima barca a energia solare? La prima barca a energia solare è stata inventata dal canadese Dan Bunker nel 2010. L'imbarcazione si chiama Firefly. Come funziona? Le celle solari attirano la luce e producono energia che viene immagazzinata in una batteria a piombo. Ora sentiamo anche il secondo esperto Armando. I 2 motori sono montati su ciascun angolo posteriore, allo scopo di fornire spinta nei movimenti. L'imbarcazione ha una velocità da 4 a 6 nodi. Il suo creatore ha realizzato il pannello solare da solo. Ringraziamo i 2 esperti, a voi studio. Grazie Nicolas, ora diamo la linea a Filippo che ci parlerà di una barca a vela particolare. In che cosa consiste il progetto Calypso? Il progetto Calypso consiste in questo motivo. Allora, questa meravigliosa barca, facciamo delle uscite a dei ragazzi che hanno dei problemi a livello fisico, disagio mentale, e praticamente con le manovre della barca, con tutta la navigazione e tutta la tipologia, l'inserimento, tutte queste cose qua in movimento, praticamente loro trovano un beneficio e si trovano molto bene praticamente anche fra il loro ambiente, fra i loro amici, e praticamente non c'è disparità fra terra e lago. Poi da quest'anno abbiamo iniziato anche un progetto. Praticamente questi ragazzi qua vengono a Castelnuovo in un laboratorio di falegnameria e praticamente ci danno un aiuto a riparare le barche a vela, piccole barche a vela che noi i soci mettono a disposizione. Poi
Un altro importante cosa che noi facciamo, andiamo nei loro cooperative, nei loro alloggi dove sono ospitati, andiamo lì da loro, gli insegniamo le prime cose elementari della barca, la navigazione a vela, l'ambiente, e tutte le cose, i nodi, le manovre e tutte quelle cose lì. Gli spieghiamo un po' anche tutta la rotta del lago, gli parliamo tantissime cose, loro si trovano sono molto contenti e molto praticamente appassionati, e ogni volta ci chiedono sempre che quando è la prossima uscita. E i giovani che voi incontrate, quali benefici possono trarre da questa esperienza? Allora, i benefici sono tanti, perché loro sopra la barca, sopra l'ambiente marino, si trovano praticamente a loro agio, perché purtroppo nella vita sopra praticamente la terra praticamente trovano degli ostacoli, degli inconvenienti, invece in barca praticamente si trovano molto a loro agio, sono molto più uniti, più affiatati, e poi in mezzo al lago, in mezzo all'ambiente, in mezzo al silenzio, alla natura, loro praticamente si trovano molto contenti e si trovano bene, insomma, ecco, imparano tantissime cose. Grazie mille signor Righetti e buona giornata. Grazie. Grazie Filippo, ora ci colleghiamo con Giulia che parlerà dei corsi di vela a Peschiera. Presentati! Sono Pietro Bortolussi e faccio parte del team degli aiuto istruttori della Fraglia Vela Peschiera. Quali ritieni siano gli aspetti positivi dello sport della vela? Gli aspetti positivi dello sport della vela sono lo stare a contatto con la natura, prendere il vento, stare sempre all'aria aperta, e poi, che altro dire, sei sempre in mezzo agli amici, e poi puoi fare il bagno quando vuoi. Da quello che sembra di capire, vela è uno sport divertente, ma oltre a questo ci sono altri motivi per cui vale la pena praticarlo? Vale la pena praticarlo perché è a impatto zero, non si usano carburanti per far andare la barca, serve solo il vento e tanta buona volontà di imparare. Grazie per le informazioni, a voi studio! Ti ringraziamo Giulia. È la volta di Andrea, che ha intervistato il vice sindaco di Peschiera. Innanzitutto si presenta. Allora, sono Rietta Gaiulli, vice sindaco del comune di Peschiera del Garda. Secondo lei quali sono i problemi maggiori che determinano l'inquinamento del lago di Garda? A mio parere l'inquinamento del lago è dettato anzitutto dai rifiuti e dalla sporcizia che viene trasportata in acqua dalla pioggia, e in secondo luogo anche dalle barche a motore che frequentano il lago. Come amministratore di una realtà circondata d'acqua, come pensa di salvaguardare questa ricchezza? Allora, anzitutto disciplinerei la fruizione da parte delle barche a motore del lago di Garda, e poi farei una campagna di sensibilizzazione per i turisti e anche per i cittadini per evitare che buttino per terra rifiuti o macchie di olio, tutto ciò che può inquinare, che di conseguenza viene trascinato a lago. Grazie della disposizione, buona giornata. A voi. Grazie anche ad Andrea, e concludiamo con Riccardo che ci parlerà di canoa con un ospite speciale. Innanzitutto presentati. Sono Linda Righetti e faccio parte della squadra agonistica della Remiera Peschiera. Perché hai scelto di praticare questo sport? Allora, ho scelto di praticare canoa perché sono abituata fin da piccola a fare sport a livello agonistico e avendo dovuto abbandonare l'altro sport per vari motivi, ho cercato uno sport che mi potesse dare le stesse opportunità che mi offriva quell'altro. E dunque uno sport faticoso che ha bisogno di molto allenamento, molti sacrifici e disciplina. Inoltre mi piace comunque stare all'aria aperta, dunque era perfetto, e stare con i miei compagni di squadra, e la canoa comunque è anche uno sport di squadra essendoci barche multiple, non solo singole. Che soddisfazioni dà una canoa? Grazie a un duro allenamento ho partecipato più volte ai campionati italiani, tuttora sono campionessa italiana di canoa discesa e siamo arrivate seconde in K4 in velocità 500 e terze in K2 in velocità 200, e a breve partecipiamo a un campionato italiano di maratona.
Grazie Linda del tempo a nostra disposizione e ora ritorniamo in studio. Abbiamo capito che barche a vela e canoe sono belle, divertenti, ma soprattutto ecologiche perché non inquinanti. Un saluto dal TG H2O e da tutta la classe quinta C.